Grazie ai nostri amici del Circolo Galilei con i quali la nostra scuola collabora ormai da anni e praticamente abbiamo in comune questa scelta di potenziare e divulgare il pensiero scientifico nella nostra città e nelle nostre scuole. E quindi è davvero con onore che questa sera nell'ambito di questo programma vi presentiamo i relatori della serata, l'ingegner Emanuele Micheli, che è un ingegnere laureato sia a Genova nel 2004 e lavora presso la scuola di robotica di Genova. È un giovanissimo ingegnere, noi lo conosciamo da qualche anno e gli insegnanti della mia scuola hanno seguito un corso di robotica con lui che ha riscosso moltissimo successo, la robotica applicata alla didattica. E Emanuele, lo chiamo così, dunque è veramente un giovane poliedrico, nel senso che è capace di fatiche incredibili girando per l'Europa, per l'Italia, facendo conoscere le meraviglie della robotica, dicevo applicata alla didattica, ma in realtà la robotica è, diciamo, è il futuro in tantissimi campi, come sentirete questa sera. Non solo il futuro per una modalità nuova, un metodo nuovo di insegnamento nelle scuole, in tutti i campi, in tutte le discipline, in particolare per l'insegnamento della matematica, ma anche moltissimo nel campo della disabilità. E gli insegnanti sono veramente molto attratti da questa novità che si può sperimentare in molti modi, sia come insegnanti sia direttamente con gli allievi che sono capaci di realizzare essi stessi. Una volta affrontato il corso con Emanuele, la costruzione, l'ideazione e la costruzione di robot. La robotica è davvero eccezionale per questo incontro della filosofia con la scienza, delle scienze umane con la scienza. E per quanto riguarda diciamo, i campi straordinari di applicazione della robotica, basti pensare al significato che può avere per quanto riguarda l'autonomia nella terza età, per quanto riguarda la medicina, la chirurgia, sono straordinarie le opportunità che la robotica offre, così straordinarie sono anche le opportunità nel caso delle persone, dei bambini che hanno bisogno di protesi. Anche in questo caso penso che Emanuele svilupperà questi concetti. Accanto a Emanuele c'è Alexander Angelov, che è un giovane ingegnere, ancora più giovane, un ingegnere che viene da Sofia, in Bulgaria, e che è specializzato nel campo dell'automazione, dell'ingegneria industriale, non so se ho detto bene perché è un po' diverso da noi, ecco, anche lui è veramente molto in gamba e oggi noi siamo un po' stanchi, per essere sinceri, perché Emanuele, Alexander e anche Tullia, che è italianissima ma fa esperienze anche lei nella scuola di robotica, praticamente loro hanno tenuto per tutta la giornata un seminario organizzato da noi della scuola, noi della rete Come Together, che è una rete di scuole della provincia di Treviso, e abbiamo chiesto a Emanuele e Alexander di illustrarci le esperienze che loro hanno fatto in Europa per quanto riguarda la robotica. E abbiamo scoperto che ci sono molti progetti in corso e che in alcuni paesi per quanto riguarda la robotica sono già molto più avanti di quanto siamo noi in Italia. In questo campo c'è anche la possibilità di affrontare questioni e tematiche importantissime come per esempio le energie alternative, come anche la possibilità di impiego dei giovani
a proposito della crisi che tutti stiamo conoscendo e vivendo, ci sono delle opportunità incredibili. Ecco, io spero di aver suscitato un minimo di curiosità e do la parola a Emanuele. Allora, io sono Emanuele, grazie per la presentazione, grazie per l'invito, sono contento di poter condividere con voi alcune conoscenze, alcune idee, quindi speriamo che sia di vostro interesse. Io ogni tanto cercherò proprio di capire la vostra opinione, dato che non parleremo solo di scienza in maniera razionale, fredda, ma cercheremo di capire come la scienza, la tecnica siano fortemente legate all'umanità. Questo spesso ce lo dimentichiamo, ma proprio in un evento dedicato alla fisica, come questo, legato a un nome come quello di Galileo Galilei, bisogna ricordarsi che la scienza e l'umanesimo stanno sempre insieme, sono due facce della stessa moneta. Per cui cercheremo di capire come la robotica potrà essere utilizzata per riunire l'umanesimo alla razionalità, alla scienza, alla tecnica. Mi presento velocemente, sono quello senza cuore, che non significa che non ho il cuore. L'altro dovrebbe essere un robot, ma c'è già un errore in questo messaggio, perché i robot sono macchine e le macchine non possiedono sentimenti, né tantomeno un cuore. E io sono quello a fianco col cappello rosso. In teoria ho studiato ingegneria meccanica a Genova e sono specializzato in robotica. Lavoro per Scuola di Robotica, ve la presento. Scuola di Robotica non è una scuola, non abbiamo campanelli, non abbiamo docenti, non abbiamo bidelli, non abbiamo ore intervallate da intervalli, interrogazioni o esami. Quindi anche qua c'è mezza bugia, perché non siamo una scuola, c'è una mezza verità, perché ci occupiamo di robotica. Ci occupiamo di robotica in maniera molto particolare. Non dovete pensarci come un ufficio di ingegneri che progettano tutto il giorno robot, ma come un ente, un'associazione, addirittura non è neanche un'azienda, è un'associazione no profit, che cerca di divulgare la robotica in diversi settori, in diversi ambienti, e di far sì che la robotica venga utilizzata con alcune particolari finalità che cercherò di illustrarvi oggi. Se volete andare a visitare il nostro sito, questa invece è pubblicità, scuoladirobotica.it. Per chi usa Facebook, siamo anche su Facebook, che non fa mai male. Facebook a volte può far male, ne parleremo anche oggi. I compiti. Possiamo riassumere i compiti di Scuola di Robotica in 4 settori. Uno è la robotica educativa. Come diceva la preside poco fa, uno dei nostri compiti più importanti è cercare di introdurre la robotica come strumento didattico. Non vogliamo che i bambini diventino degli ingegneri robotici, non ce ne importa nulla, perché il mondo non ha bisogno poi di così tanti ingegneri, ne ha bisogno, ma ha bisogno di tanti altri talenti e di altre facoltà, oltre a quelli dell'ingegneria. Ma abbiamo bisogno di far sì che le future generazioni siano pronte a utilizzare la tecnologia in maniera consapevole, responsabile, e siano pronti a affrontare le materie scientifico-tecnologiche in maniera entusiasta. Purtroppo, negli ultimi 50 anni, le materie scientifico-tecnologiche godono di poco entusiasmo da parte dei giovani, e questo è un problema grave che dobbiamo riuscire a risolvere. La robotica come strumento didattico in cui i bambini di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, fino ai 18enni, agli universitari, costruiscono, progettano, ideano e programmano robot. Tutte queste operazioni consentono ai ragazzi di imparare matematica, fisica, italiano, letteratura, inglese, scienze, biologia, metteteci un po' tutto quello che vi viene in mente, meccanica, informatica, elettronica, e il gioco è fatto. Per cui la nostra prima mission è quella didattica, e per raccontarvela utilizzo questo disegno, questa fotografia che ho trovato un giorno andando in ospedale. Dovete sapere che a Genova c'è un ospedale che è solo per bambini, un ospedale pediatrico molto grande che si chiama Gaslini, a cui Scuola di Robotica è legata, a cui anch'io, come un po' tutti i cittadini di Genova, siamo fortemente legati a questo ospedale.
E un giorno mi trovavo lì come volontario e trovo in una delle pareti tantissimi robot disegnati. Lì le maestre hanno iniziato un progetto ormai da 3 anni con i bambini che stanno in ospedale e costruiscono, disegnano e immaginano robot. E questo è uno dei tanti modi di utilizzare la robotica, cercare di raccontare noi stessi disegnando dei robot. E questo hanno fatto questi bambini. Un altro disegno di un illustre genovese che si chiamava Emanuele Luzzati, che fortunatamente ho avuto l'onore di conoscere, e che ha disegnato vari loghi per scuola di robotica, fra cui questo disegno, che è un disegno che va a commentare il secondo compito per cui lavoriamo a scuola di robotica, che è la roboetica. È la commistione fra la parola robotica e la parola etica. E qua Luzzati, che è un famoso scenografo, illustratore, spero lo conosciate, abbastanza noto in tutta Europa, Luzzati ha commentato il concetto di roboetica con un robot che dona un fiore a una bambina. E anche di questo oggi cercherò di parlarvi, del perché è necessario studiare le conseguenze etiche, legali e sociali della robotica nel nostro futuro. È così necessario che la Commissione europea una volta ci ha affidato, in partnership con numerose aziende di tutta Europa e con tante università, un progetto europeo che aveva il compito di creare una roadmap della robotica, cioè una sorta di libro in cui si andavano a delineare le linee guida della robotica nei prossimi 20 anni. Fortunatamente per la roboetica esiste un capitolo lungo più di 100 pagine, scritto da noi di scuola di robotica, in cui si cerca di capire come bisogna rispettare gli esseri umani quando si progettano robot. Purtroppo questo non accade e vedremo perché non accade. Pensate che negli Stati Uniti lo stesso documento, il documento analogo, contiene la parola etica una volta sola, quando si parla di robot in guerra. Ma anche di questo vi parlerò. Altra cosa di cui ci occupiamo è la divulgazione. Parlare di robotica ai bambini, alle persone con i capelli bianchi, a tutti, perché è importante che tutti possano essere consapevoli di come sta cambiando il nostro mondo. E allora una domanda: quanti di voi hanno un robot in casa? Alzate la mano. 3, 4, 5, 6. In 6 hanno un robot in casa. Mangia tanto? Poco, no? Consuma poco. Qualche batteria? Benissimo. E cosa fa il vostro robot in casa? Pulisce. Avessimo fatto questa domanda 6 anni fa, ora in pochi avete alzato la mano, però vi assicuro che l'Italia è uno dei mercati più floridi per i robot che puliscono per terra. Robot che puliscono per terra 10 anni fa esistevano, ma nessuno li aveva in casa. Ora esistono, con 400 euro li compri e puliscono più o meno bene. Benissimo. È pagato dall'azienda? Sicuro? Vabbè. Gli chiediamo anche la marca? No. Vabbè. E l'altro signore che ha alzato la mano, fra l'altro solo uomini hanno alzato la mano. Ah, lei. Sì, uno che pulisce e un altro che taglierà. Ah, 2 robot in casa, addirittura. La popolazione robotica in casa sua è nutrita. Benissimo, anche i robot che tagliano l'erba ormai sono una realtà. Oppure per chi ha le piscine ci sono i robot che puliscono le piscine. Non so se li avete mai visti. Io no, perché non ho la piscina, quindi cioè li ho visti i robot che puliscono le piscine, ma non li possiedo. Come sono arrivato io a occuparmi di didattica? Perché per un breve periodo della mia vita ho progettato delle braccia robotiche, poi ho smesso e ho iniziato un lavoro meno serio, che è questo, e ho iniziato vedendo queste immagini, credo. Ah no, non era questo, ho già sbagliato immagini. Vabbè. Questo è per farvi vedere che è giusto parlare di robotica a tutti, e sarebbe più giusto ogni tanto riguardarsene le presentazioni invece di andare avanti senza... No, non è così bello da
da dargli questo onore, questo filmato. Questi sono dei robot in piazza, ogni tanto ci ritroviamo anche a fare i buffoni nelle piazze italiane, io e i miei collaboratori, e a utilizzare piccoli robot che poi vi mostrerò con i ragazzi, proprio perché è necessario arrivare ovunque, è necessario proprio parlare a tutti in qualsiasi situazione, perché fra l'altro la didattica e l'educazione hanno dei luoghi precostituiti, le scuole, è vero, ma in verità la didattica e l'insegnamento non hanno un luogo dedicato, perché qualsiasi luogo è un luogo di insegnamento. Per cui noi, credendo in questa filosofia, andiamo anche in giro per le piazze italiane, europee. Mi sono ritrovato una volta in un concerto in Portogallo a spiegare in mezzo a ragazzi che ballavano cosa fossero dei robot. È stata una situazione abbastanza particolare. Lì era mezzanotte ed ero in piazza con questi robottini che giravano sopra i robot che puliscono, che forse conoscete anche voi. Eccoli. Facciamo molto altro, in verità. Per esempio io mi occupo di altri due aspetti. Uno è il design. Insegno all'Università di Architettura di Genova al corso di laboratorio di prodotto industriale, dove studiamo il design dei robot dedicati però alle persone più fragili. Quindi cerchiamo di capire come aiutare le persone più deboli, con disabilità o motorie o cognitive, utilizzando dei robot, e ne studiamo il design con i nostri studenti. Ormai è 2 anni e mezzo che teniamo questo corso, ufficialmente forse è il primo in Italia che si occupa così. È sempre pericoloso avventurarsi a dire chi è il primo a fare le cose, perché poi non è importante. È sicuramente importante che si portino studenti non ingegneri a occuparsi di robot, ed è quello che abbiamo fatto prendendo dei designer e degli architetti. Gli architetti e ingegneri vanno d'accordissimo sempre, proprio una roba. E mi guardano malissimo quando entro alla facoltà di architettura, sempre un po' in cagnesco. Altro aspetto di cui mi occupo sempre in prima linea, in prima persona, è cercare di capire sui ragazzi autistici come apprendono utilizzando i robottini, quindi cercando, adesso non faccio una conferenza sull'autismo, ma cercando di rompere quella bolla che hanno rispetto al mondo esterno, hanno problemi di relazione, comunicativi, molto semplificato, sto andando, con i robot che costruiscono loro, con i programmi che possono fare loro, cerchiamo di capire come aprire degli altri alternativi canali di relazione. È 2 anni anche qua che stiamo lavorando, non abbiamo ancora dati scientifici da dimostrare, abbiamo solo dati empirici, emotivi, che ci piacciono molto, ma che ancora non hanno alcuna valenza scientifica. Magari fra qualche anno, quest'anno abbiamo iniziato a fare dei test scientifici sui nostri ragazzi per cercare di capire come procederà la cosa. Insomma, la robotica ci sta contagiando a tutti, piano piano. Magari il prossimo anno invece che 6 persone alzerete in 50 che hanno un robot a casa. Fra 3 anni non ci sarà motivo di chiederlo. È anche sempre difficile fare un pronostico. 10 anni fa sentivo dire che fra 20 anni saremmo stati invasi fra i robot. Sono già passati 10 anni e questa invasione è iniziata, ma è ancora lenta. Per cui vedremo.